Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Alfano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ultima edizione del nostro audio video giornale. Apriamo subito con la notizia. Abbiamo già dato nel corso della serata l'anteprima per dire che il mio impegno sarà quello di trovare una unità di intenti e una sintesi costruttiva tra tutti i componenti delle assise da un lato e il governo dall'altro, superando gli steccati degli schieramenti. Soprattutto in questo momento di difficoltà che stiamo ancora attraversando, diventa di fondamentale importanza trovare una linea comune che permetta al sistema paese di uscire dall'emergenza sanitaria e di affrontare, nel migliore dei modi, le sfide future che avremo davanti a noi. E questo è il commento del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al termine del voto con il quale è stato eletto all'unanimità al vertice della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Il ruolo di vicepresidente sarà ricoperto per questo mandato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. E adesso cambiamo argomento, parliamo di cronaca, perché c'è stata un'importante operazione da parte della Guardia di Finanza di Treviso, tuttora in corso, tra l'altro riguarda anche la nostra regione, un gruppo di imprenditori del Veneto con un importante luogo in quel di San Giorgio di Nogaro, per la precisione un immobile, un capannone, insomma. Andiamo a capirne di più nel servizio. La Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato 4 persone, di cui 2 coniugi, per bancarotta fraudolenta ed ha proceduto al sequestro di un complesso immobiliare a San Giorgio di Nogaro, costituito da una fabbrica e un immobile residenziale del valore di circa 1,5 milioni di euro. Al centro delle indagini un'azienda di Fara di Soligo, operante nel settore della fabbricazione del legno. I militari della Guardia di Finanza hanno accertato che gli indagati, tutti residenti nella sinistra Piave, avevano aggravato il dissesto della società compiendo numerose operazioni di distrazione e occultamento del suo patrimonio, creando così un grave danno ai creditori esposti per circa 3 milioni di euro. In particolare, oltre a stipulare contratti di favore di affitto dell'azienda e di locazione dei suoi immobili a canoni irrisori, pari a 1/10 del loro valore reale, avevano congegnato una complessa operazione di cessione degli immobili di proprietà della fallita, in un momento in cui era già evidente e consolidato il suo stato di grave difficoltà, a favore di un'altra società costituita lo stesso giorno del rogito e riconducibile a loro stessi. L'aspetto più evidente dell'irregolarità dell'operazione è stato individuato dai finanzieri nel valore di cessione del complesso immobiliare, circa 7.000 euro, del tutto irrisorio rispetto a quello reale stimabile a circa 1,5 milioni di euro. E adesso apriamo la pagina dedicata al Covid-19, andiamo a Roma con il punto settimanale per quanto riguarda la pandemia in Italia. Migliora leggermente rispetto alla scorsa settimana la situazione epidemiologica nel nostro paese e l'RT scende a 0,92. Per quanto riguarda l'incidenza, questa è di 211 casi di Covid per 100.000 abitanti e in lieve flessione rispetto alla scorsa settimana, anche se rimane però purtroppo piuttosto elevata. E rimane elevato il carico di casi sul sistema sanitario, tant'è vero che il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva è di circa il 41%, quindi ben al di sopra della soglia critica del 30%, e l'occupazione dei posti di area medica anche è al 44%, quindi al di sopra del 40% che è considerata la soglia critica. Vista la situazione epidemiologica bisogna continuare a tenere
dei comportamenti prudenti, ma soprattutto c'è bisogno di un'accelerazione della campagna vaccinale a partire dalla copertura delle persone più anziane. E adesso restiamo in tema e per quanto riguarda il punto vaccini in Friuli Venezia Giulia ci fa il punto come sempre, in questo caso, il vicegovernatore Riccardo Riccardi. Vicegovernatore Riccardi, siglato questa mattina l'accordo che permette l'ingresso del privato convenzionato nella campagna vaccinale. Cerchiamo di mettere insieme tutte le forze per raggiungere la garanzia dell'obiettivo di 10.000 vaccini al giorno. Quindi tutte le forze che sono disponibili hanno le competenze, sono abilitate a farlo, la Regione le coinvolge e abbiamo incontrato la disponibilità anche delle strutture private convenzionate che tutti sappiamo hanno infermieri e medici, si sono resi disponibili e questo ci aiuterà a poter essere pronti quando tutte le dosi saranno a nostra disposizione. Il nodo chiave rimane comunque quello della disponibilità delle dosi. Il nodo è questo, noi lavoriamo in questa programmazione con le dosi disponibili, con tutte le modifiche che nel tempo abbiamo visto anche sulla vicenda AstraZeneca. Vediamo che questo vaccino nel corso della prossima settimana avrà una riduzione di circa il 50% sulla consegna delle dosi che fortunatamente potrebbe, qualora confermato, essere coperta quindi da parte delle consegne Pfizer. Quindi auspichiamo di avere sufficienti dosi per andare avanti in una programmazione ordinata e dare le risposte a questa domanda importante che sta arrivando da parte dei nostri cittadini. E adesso la pagina sportiva. Partiamo dall'Udinese che sarà impegnata domani alle 20:45 allo Stadio Friuli contro il Torino. Il mister Gotti alla vigilia è fiducioso perché da una parte ha visto i suoi in ripresa, sconfitta sia a Bergamo ma con voglia, con volontà e progresso rispetto a quello che era il passato. Dall'altra parte c'è un Torino che arriva anche lui alla ricerca di punti fondamentali, ossigeno come si dice in questi casi, onde evitare di finire nel pantano che poi porta alla Serie B. Ma vediamo i 23 giocatori convocati da Luca Gotti per la gara di domani. I portieri saranno Musso, Gasparini e Scuffet, i difensori Shamir, Ovina, Bonifazzi, Molina, Nautic, Stirgen Larsen, Becao, De Maio e Zigalar. I centrocampisti Machengo, De Paul, Volas, Arslan, Micin e Pereira. Gli attaccanti Okaka, Braf, Neftorowski, Llorente e Forestieri. Parliamo adesso della Serie B perché in campo ci sarà anche il Pordenone domani per quanto riguarda un'importante trasferta dopo la prima vittoria del neoallenatore Domizzi, avvenuta il giorno di Pasquetta in casa tra le mura amiche, come si dice in questi casi, di Lignano Sabbiadoro contro la sfida contro l'Entella. Domani allo Stadio Zini di Cremona, fischio d'inizio alle ore 14, 33esima giornata della Serie B. Arbitrerà Santoro di Messina. Gli assistenti sono Della Croce di Rimini e Nuzzi di Valdarno, il quarto uomo Rapuano di Rimini. Ma vediamo i convocati, i portieri Bindi, Perisan e Fasolino, i difensori sono Berra, Stefani, Barison, Bassoli, Camporese e Falasco. I centrocampisti Calò, Magnino, Pasa, Misuraca, Biondi, Scavone, Malamo, Zammarini e Rossetti. Le punte Banese, Butic, Curria e Musiolic. Ricordiamo ancora Pordenone in campo domani, ore 14, allo Stadio Zini di Cremona contro i grigiorossi per la 33esima giornata di Serie B. Ci auguriamo anche in questo caso la sterzata vincente. Con questo è tutto, grazie come sempre per la visione e l'ascolto. L'informazione si chiude qui per oggi, ma vi terremo aggiornati attraverso il nostro sito e le nostre pagine social. Importanti novità, come abbiamo detto, perché friulitv.net diventa anche Nord-Est. Ma questo lo scoprirete la prossima settimana. Grazie ancora per la visione e l'ascolto e buonanotte a tutti.
Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Purda, Collio e Quay. Sono Claudia Anzano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, Food, Wine, Music e sei in pole position.